Si è svolta stamani presso il monastero di Santo Spirito la cerimonia di premiazione del concorso d'Amarete, giunto alla sua terza edizione, organizzato dal Centro Antiviolenza Telefono Aiuto, diretto dalla dottoressa Antonella Gallo Carrabba, che si pone da anni come obiettivo la promozione di una cultura della non violenza fra le giovani generazioni. Il concorso che noi lanciamo in occasione del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proprio con i ragazzi. Vogliamo dialogare con i ragazzi e dare loro la possibilità di esprimere quello che è il loro pensiero sulla non violenza. Loro si sono espressi in tanti modi, con cortometraggi, con poesie, addirittura alla fine della giornata faremo un flash mob proprio dedicato alla non violenza. I ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo sono oltre 200, quindi le scuole, i docenti referenti li voglio ringraziare proprio per il lavoro, per la passione con cui appunto hanno accompagnato in questo percorso i ragazzi. Oggi oltretutto avremo anche per la prima volta la possibilità di vedere tra i ragazzi anche dei vecchi docenti che saranno appunto coloro i quali lasceranno il testimone ai nuovi ragazzi di oggi. La giuria ha esaminato i 78 elaborati pervenuti dalle varie scuole, valutandoli con criteri di obiettività. A presiederla lo scrittore professor Nino Agnello. È stato un po' ricco il concorso da parte dei giovani e quindi delle scuole, e questo lodevole, questo atto di partecipazione veramente da parte di scuole e quindi di alunni con lavori individuali e lavori collettivi. Il nostro criterio di selezione è stato il migliore, cioè scegliere il migliore, dato che anche avevamo una buona possibilità di scelta e quindi purtroppo c'è sempre qualcuno che resta dietro le sbarre per ragioni insomma contingenti, e dico secondo questo criterio della scelta dei migliori, anche per dare un segnale che chi lavora meglio e di più merita più riconoscimenti nella vita, quindi cominciando anche da questo primo gradino della presentazione nella vita sociale. Comunque è lodevole il lavoro complessivo, guardi, da parte delle scuole, di questo sentirsi partecipe e di adoperare strumenti che noi ai miei tempi non adoperavamo, anche per concorrere ad attività varie di carattere civile, culturale. E ora i giovani utilizzano molti strumenti di espressione e questo insomma l'abbiamo accolto come segno di modernità, di apertura alla grafica, alla registrazione, al sonoro, al corto, fare delle cose veramente di bravura, insomma questo ci ha incoraggiato e quindi penso che abbiamo offerto una fioritura di partecipanti, il meglio che insomma ci avevano dato loro stessi. Ampia la partecipazione delle scuole della nostra provincia che hanno partecipato al terzo concorso d'Amarete. È un'iniziativa ormai sistematica nel nostro territorio, un'iniziativa in cui crediamo e che attraverso l'ufficio scolastico 10° del ex provveditorato riesce a coinvolgere le scuole e quindi noi partecipiamo perché ci crediamo. È un messaggio forte che viene mandato non solo alle scuole ma al territorio e quindi dico che è un valore aggiunto per la formazione dei nostri studenti. Penso che la manifestazione sia veramente importante perché sottolinea degli aspetti che riguardano la vita delle donne oggi particolari. I nostri alunni si sono impegnati in questo progetto presentando un tema che è quello della sposa bambina, che ancora oggi nella società odierna è un problema che è presente. Siamo presenti alla manifestazione anche con un premio speciale per la nostra insegnante Agroangela che da anni partecipa a questa manifestazione. Riteniamo che veramente sia un punto di riferimento per le donne della nostra provincia. Una iniziativa ovviamente necessaria in un contesto che sempre di più vede emergere la violenza contro le donne e comunque contro le categorie della marginalità. Tutto l'anno l'istituto che mi pregio di dirigere da quest'anno ha voluto mettere al centro la riflessione sulla violenza alle donne. Il nostro progetto è iniziato a novembre
con una particolare riflessione sui diritti dei bambini e delle bambine, si è concluso oggi con la premiazione qui a questa opportunità che ci dà comunque la possibilità del confronto. Bisogna lavorare in un tempo che ci vede fortemente smarriti per intessere alleanze contro la violenza. Bisogna rinforzare i concetti di pace, di amicizia, i valori che vanno recuperati in una nuova dimensione di cognizione e di passione. Qual è stata l'opera che hai fatto? Che cosa hai fatto? Io ho fatto una donna che correva, che corre libera, e l'uomo che è chiuso in gabbia, è diversità della donna. Ecco, cosa ti ha ispirato a fare questo quadro? La libertà della donna, che la donna deve essere libera, non è un oggetto, quindi non deve essere usata, non deve essere maltrattata. Il fatto che questa tua opera sia stata premiata, ecco, per te cosa rappresenta? È molto importante perché è un traguardo molto importante anche per me e sono molto contento di aver partecipato a questo premio, a questo concorso. Giornate come questa, guardi, dovrebbero essere sempre più presenti nella nostra società, alla luce di tutto ciò che succede, anche perché ormai la violenza non è un avvenimento che avviene solo tra gli adulti, ma anche tra i giovanissimi, come purtroppo la cronaca ci insegna, no, non lo dovrei dire ci insegna, ma ci fa... Cosa ne parla a scuola di questo problema? Se ne parla e se ne deve parlare, perché bisogna sensibilizzarli, i giovani, devono capire che le forme di violenza, a parte la violenza fisica, forme di violenza ce ne sono a 360 gradi, quindi anche psicologica, economica, eccetera. Quindi loro da piccoli devono cercare di capire quali sono i danni che possono causare, anche involontariamente, quindi educarli alla cultura della non violenza decisamente. Lei è un insegnante, quindi ogni giorno vive e convive con i ragazzi. Quando succede un fatto di cronaca così brutto, come per esempio quello di qualche giorno fa, che una ragazza è stata uccisa, violentata da un quindicenne, ecco, a scuola i ragazzi che tipo di reazione hanno? I ragazzi rimangono scioccati, sorpresi, non riescono a capire come questo possa avvenire. Nello stesso tempo si rendono conto che si tratta di una mancanza di autocontrollo da parte dei giovani, da parte dei loro coetanei. Non riescono a capire come possano lasciarsi andare ad atti di questo genere e nello stesso tempo vogliono sapere, spiegare il perché di tutto questo, quindi sono abbastanza interessati. È il terzo anno che noi partecipiamo al premio Damarete. Quest'anno abbiamo presentato un'opera multipla su una forma di violenza particolare che abbiamo scoperto così facendo delle ricerche, si chiama gaslighting ed è una forma di manipolazione mentale che viene esercitata da persone molto vicine al soggetto che gli fanno perdere praticamente via via sicurezza fino a portarlo alla depressione, addirittura alla pazzia. È una forma di mobbing familiare potrebbe essere definito. I ragazzi hanno prodotto un video, un fumetto, così pensando a quelli che il Ministero della Sanità propone quando vuole pubblicizzare un argomento importante, dei segnalibri e un manifesto, un poster, cioè hanno pensato praticamente di fare una campagna anti-gaslighting, così ipotizzando un pubblico, un target intorno adolescenziale, insomma, intorno ai 18 anni. Quando succede un fatto di violenza, non so, ne parlate a scuola? Cos'è praticamente la sensazione che lei da insegnante riesce a cogliere? Sì, noi ne parliamo, tra l'altro è un argomento al quale siamo molto sensibili, anche perché da anni personalmente collaboro con la FIDAPA, quindi i miei alunni sono abituati a lavorare sul tema della violenza sulle donne, comunque della violenza in genere, e quindi sono abituati a fare ricerche, si attivano, parlano, si muovono molto, e anche in questo caso abbiamo scoperto che c'era anche un film sull'argomento degli anni 40, quindi l'abbiamo visto, abbiamo studiato il fenomeno, abbiamo fatto delle ricerche e poi hanno collaborato. Lavorare poi insieme è sempre bellissimo, produttivo e la ricaduta è veramente importante. Novità di questa edizione del premio Damarete è stata anche un riconoscimento ai docenti in memoria della professoressa Maria De Castro Patti, benefattrice del centro antiviolenza Telefono Aiuto. La professoressa De Castro Patti ha creduto fortemente nel lavoro di suo figlio Giorgio, della moglie Sabrina e di Antonella Gallo Carrabba, incoraggiandoli fortemente. In sua memoria è stato anche proiettato un video con immagini della sua vita. Perché avete voluto questo riconoscimento? È nato veramente dal
dalla commissione, perché ogni anno noi diamo dei premi, dei riconoscimenti agli alunni, ma dietro ogni alunno c'è sempre un docente. E avendo, diciamo, il collegamento con mia mamma, ma non perché è mia mamma chiaramente, perché nella sua vita lei ha dato i locali al telefono aiuto, ha anche coperto molte bollette sia di luce che di telefono, quindi è una persona che automaticamente abbiamo pensato collegialmente di dare un ricordo alla memoria di mia mamma. Io sono rimasto molto contento di questo fatto, spero che possa essere di esempio per le nuove generazioni quello che ha fatto mia mamma, e oggi faremo anche una breve storia di quello che era questa donna che ha fatto molto per la scuola. Con ricordo della signora De Castro Patti, lei che rapporti aveva con la signora? Aveva un rapporto più che da sorella, e poi per me è stato un faro di luce che mi ha sempre illuminato il cuore e la mente. Che ne pensa di questo riconoscimento che oggi in occasione del premio Damarete le viene fatto? Molto bella, che io non mi aspettavo perché non ne avevo sentito parlare. Bene. Che ne pensa di questo premio, signora? Che è una cosa che ci vuole per richiamare l'attenzione di tutti a questo grave problema che ci assilla. Il riconoscimento speciale riservato agli insegnanti in memoria della professoressa De Castro Patti è andato alla professoressa Angela Igrò dell'Istituto Majorana di Agrigento per la sensibilità mostrata in questi anni nel trasmettere la cultura della non violenza. Un riconoscimento prestigioso perché è intitolato proprio a un insegnante che sarà sicuramente il mio faro nel proseguo della mia carriera. E ringrazio particolarmente il mio dirigente scolastico che mi ha dato modo di effettuare le strategie diciamo determinate proprio dal centro antiviolenza, telefono aiuto, e soprattutto ai miei studenti che dovranno essere gli ambasciatori di un unico e solo principio, il rispetto di sé e degli altri. Uscire dalla violenza. Si può. Sostieni il centro antiviolenza Telefono Aiuto. Il servizio contro la violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. Da oggi puoi farlo senza alcun onere economico, destinando all'associazione il 5 per 1000. Basta scrivere il codice fiscale 9303 58 10 840. Invita a farlo anche ai parenti e agli amici. Non è una quota in più da versare, ma una diversa destinazione delle imposte che si pagano allo Stato. No alla violenza. Sì a Telefono Aiuto.